titolo già fa capire che è una commedia ambientata in uno studio medico, è una commedia, diciamo, molto divertente, vi divertirete sicuramente. Scusami Angelo, ma mi è sembrato di intravedere tra il pubblico la signora Lena che ci spia. Signora Lena? Casugno, buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Marta, cammi a fare tagliare. Aida, tagliatela, questa divisa che bella. Una bella figlia, tutta madre. Ma che va a dare? Mi fa fare abbini tutta innata. Io ci dico, figlia mia, vieni con il dottore Schietto, vieni che può fare, vieni zocca a combinare. Dico io, cognate, scegate, che se tu da renesci sto bello matrimonio fosse la sistemazione definitiva della sua vita. Ma io ma fa sta cosa, o fa, o lo saccio. Ma dico io, ma voi volete sapere come va a finire questa storia? Sì, e allora dovete venire a vedere un dottore per davvero a giugno, mi raccomando, affrettatevi ad acquistare il biglietto perché lo spettacolo merita, mi raccomando, E ora, grazie, troppo gentile, non avete visto niente ancora. E ora mi zittere, perché poi mi dicono che parla assai e hai la pancia lenta. Comunque, buon divertimento e buona serata a tutti. Allora, questo è solo un assaggio di quello che vi aspetterà con un dottore per davvero. E tra il primo e il secondo atto, sulla sinistra qua del palco, sarà possibile per chi già si è entusiasmato acquistare i biglietti e partecipare a questa prima esperienza che speriamo vi coinvolga tutti. Ma andiamo a stasera, vuoi dirci cosa è successo? E allora, come qualcuno avrà letto su Facebook oppure ha ricevuto il messaggio su WhatsApp, questa sera non ci sarà il medico dei pazzi, purtroppo la compagnia di Patti ha dato forfait, chiudiamola qui, e abbiamo trovato subito una sostituzione. Stasera avrete il piacere di vedere Due dozzine di rose scarlatte, è una commedia in 3 atti di un grande autore italiano. È una commedia che è stata rappresentata nei maggiori teatri nazionali, ma soprattutto è una commedia che è stata interpretata dai migliori attori italiani. Figuratevi che questa commedia è stata rappresentata da De Sica, Gassman e Proietti, quindi devo dire che abbiamo trovato una sostituzione degna di questa rassegna. Infine, la parte più noiosa. Vuoi ricordarci le regole della rassegna? E allora, come avevo promesso all'inizio, io avrei spiegato le regole solamente la prima, la terza e la sesta serata. Siamo alla terza, quindi mi tocca fare la ripetizione. Molto brevemente, perché siete tutti bravi. Prego. Angelo, scusami se ti interrompo, ma qui il pubblico non segue. Denise me l'aveva detto e io non le volevo credere. E invece, eccoci. Dico, ma poi che fa? L'ultima serata io e Denise veniamo lì in mezzo a voi e vi spieghiamo come si deve votare? E poi lei, sempre Denise, me l'aveva detto, attenta a quel signore in terza fila. Ma allora è recidivo. È probabile. E allora, andiamo alle regole. Regista, la commedia, non questa, perché questa non è in concorso, è una sostituzione e quindi non partecipa alla rassegna. E quindi vuol dire che saranno solo 5 compagnie a disputarsi il premio intitolato a Ignazio Buttitta. Le altre compagnie che partecipano ogni sabato a partire dalle 2, tempi permettendo, perché le commedie vengono riprese in HD, quindi dobbiamo avere il tempo di caricarle, quindi la domenica sera e lunedì mattina, vanno sulla nostra pagina Facebook per 7 giorni. Bisogna mettere mi piace dopo aver visto tutta la commedia, quel mi piace diventa un voto per il regista
il voto della giuria popolare, così detta, andrà a sommarsi con il voto dei 5 giurati di qualità che ci sono nel pubblico, che potranno dare al regista un voto che va da 50 fino a 100. Attori, stessa cosa, dall'indomani, stavolta alle 2, perché le foto si caricano subito, ci saranno le foto degli attori, protagonisti e non, secondo le divisioni che hanno fatto i registi. Basta mettere mi piace sulla foto e vale come voto. Questi voti andranno a sommarsi con quelli dei giurati di qualità, che per ogni attore hanno un voto da 50 a 100. Scenografia. La scenografia è a totale appannaggio dei giurati di qualità, che esprimeranno un giudizio scritto per quel che riguarda le scenografie. La compagnia che avrà ottenuto più giudizi positivi, quindi almeno 3 su 5, vincerà il premio. E per finire le compagnie. Le compagnie vengono votate da voi abbonati, avete nell'abbonamento dei voti che vanno da 5 a 10, potete dare un voto che va da 5 a 10, poi vengono votati dai biglietti singoli nelle varie serate. Questa sera, come avete visto, i biglietti sono stati diversi, abbiamo ritirato quelli del Medico dei Pazzi, ma le altre sere ci sono i biglietti delle varie compagnie con uno spazio bianco dove potrete segnare il nome della compagnia oppure potrete segnare il nome della commedia. Alla fine imbucate il biglietto e vale un voto. Ma se qualcuno non è convinto e vuole utilizzare questa modalità di voto per un'altra compagnia o lo vuole utilizzare su Facebook, può utilizzare il codice alfanumerico che c'è sul biglietto, si collega, fa un post, mette il codice alfanumerico e il voto va alla compagnia che è abbinata a quel codice alfanumerico, che non per forza deve essere la compagnia di quella sera. Se io ho visto la commedia della seconda serata, con quel biglietto posso votare anche la compagnia della quinta serata. Questi voti, quelli degli abbonati e quelli dei singoli biglietti, si andranno a sommare ai voti della giuria di qualità. Ci sono nel pubblico 5 giurati di qualità che daranno un voto molto più pesante rispetto agli attori, un voto che va da 500 a 1000. Sommando tutti i voti noi dichiareremo una compagnia vincitrice della rassegna, 1 su 5, non sono più 6. Perfetto, ringraziamo Angelo per le sue spiegazioni e lo salutiamo con un applauso. La presenza di Denise, la mia questa sera, e di altre donne il 2 giugno e anche durante la cerimonia di premiazione ha un significato. Quest'anno, in cui la cronaca ci ha voluto raccontare molti casi di femminicidio, la scintilla vuole dare un suo piccolo segno, per cui vi lascio con una frase di William Shakespeare. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo, in piedi signori, davanti ad una donna. Vi leggo adesso la trama di questa commedia. In un matrimonio fin troppo fedele, la moglie, forse trascurata, comincia a sentire voglia di evasione e organizza un viaggio da solo. Il marito, complice l'amico avvocato, ne approfitta per tentare di avvicinare una bella contessa, inviando 2 dozzine di rose scarlatte con lo pseudonimo Mistero. Ma il mazzo, per errore, arriverà alla moglie e allora... Abbiamo in scena Silvano Luca nella parte dell'imbranato, stereotipato ma anche furbo avvocato Tommaso Savelli. Federica Frusteri invece vestirà i panni della lunatica, quanto distratta Marina Verani. Il ruolo di Alberto Verani sarà di Salvatore Maniaci al debutto ed infine Rosina, cameriera di casa, sarà interpretata da Antonietta Naro. Una buona visione.
insieme a me. Un sorriso che non trova il mondo se non ci sei. L'illusione che solo tu voglia ancora tornare da me. La certezza che da me non ritornerai. Uno sguardo annoiato lasciato sopra i capelli miei. Un discorso che in fondo con me non hai fatto. È permesso? C'è nessuno? Alberto? Signora Marina, c'è nessuno? È permesso? Buono, Fufi, buono, Bobby, Fufi, buono, non morde, è permesso? C'è nessuno? Alberto? Signora Marina, c'è nessuno? Il telefono? Squilla il telefono? Rispondo io. Pronto? Sì, Casaverani. Non c'è. Speravo venisse fuori qualcuno, ma non è saltato fuori nessuno e allora ho risposto io. Non c'è. Neanche lui. Nemmeno lei. Ci sono io. Senta, signora, come si permette? Lei è una donna, io non posso rispondere come meriterebbe, ma le faccio notare... Buongiorno, Savelli. Buongiorno, signora. Faccia pure. Grazie. No, signora, è per lei. Per me? Una donna. Pronto? Ah, Clara, sei tu. È mia cugina. Ah, Come dici? Ma no, dai. Ah, Clara, ma sei tremenda. Hai un amico di mio marito, poveretto, dai. Adesso? Ma è quasi mezzogiorno. E va bene, dai, d'accordo, ti aspetto. Ciao, Clara, ciao. un po' impertinente sua cugina. La conosce? Via cavo. Come? Per telefono. Ah, comunque Savelli, mi scusi un attimo, devo fare un'altra telefonata? E a proposito, signora, guardi che il campanello all'ingresso non funziona. Pronto? Ho provato a suonare un quarto d'ora, non mi ha, E la modista? non mi ha risposto nessuno. Sono la signora I Verani. cani stavano per morte. Beh, allora? Questi cappelli? Sì, sente, è già un mese che mi dice domani. Guardi che io giovedì devo partire. Almeno se c'è da fare una modifica ci sia il tempo di farla, no? Ci conto. Ci vediamo domani. A risentirla. Ma come, signora, parte? È il campanello. Sì, giovedì sera. Lo ripara giovedì sera? No, Savelli, parto giovedì sera. Ah, parte. Comunque, mi scusi un attimo, devo fare un'altra telefonata. Faccia. A lei intanto vuol farmi un piacere? Ci mancherebbe. Mi cerchi sull'agenda l'ora esatta della partenza e dell'arrivo. Per dove? Pronto, Marcella? Dove deve andare? Sono Marina. La destinazione. Beh, allora giovedì si parte, eh? Sì, ormai è deciso, cara. Beh, tu lo sai com'è per noi donne mettersi in viaggio, no? Eh sì, ci sono tante cose da preparare, quindi non posso venire a salutarti. Ah, vieni tu in stazione, ma che carina, cara. Sì, te lo dico subito a che ora parte. Sì, attendi un attimo. Savelli? Sì? A che ora parte il treno? E se non mi dice dove vuole andare, signora? Savelli, a Cortina devo andare, già da un po' che glielo dico. No, veramente è la prima volta. Comunque, Cortina, non c'è. Scusa, Marcella? Via qua. Ecco. Cortina da un pezzo. Era Cortina e non l'avevo vista. Sì, ma bisogna controllare le coincidenze. Sì, potremmo prendere la linea che da Roma ci porta sin su fino a Bologna e poi a Cortina. La più breve. Quella che da Roma ci porta sin su fino a Padova e dopo a Cortina. Marcella, ti chiamo io stasera, forse anche domani. Sì, ciao cara, ciao. Sì, le coincidenze, signora. Faccia. Ma posso chiedere cosa va a fare a Cortina da un pezzo? Ma cosa ci vado a fare secondo lei? Ma naturalmente vado a fare gli sforzi invernali. Vado a sciare, a pattinare, a rotolarmi sulla neve. Ed esse, caro Savelli, che abitino da sciatrice che mi sono fatta. E poi voglio ballare, sì, voglio ballare tutta la notte. Una settimana di follia. Ah, e Alberto viene con lei? Ma certo che no. Alberto non può soffrire il freddo della neve. E poi, forse è meglio così. Fa bene a me e fa bene a lui. Bisogna evadere.
sciogliere il tran tran della vita coniugale, non trova? Certamente, signora, solo che non capisco questo bisogno urgente di schizzare fino a Cortina d'Ampezzo, ecco tutto. Dio, non è un bisogno, diciamo che mi piace, sì. Anzi, sa cosa faccio? No, Non dico a nessuno che sono sposata. e perché mai? Così. Voglio che mi credino quello che vogliono, ecco. Forse una vedova, una nubile. Forse un'attrice. Forse una spia. Forse una principessa in incognito. Ah, la principessa che si innamora del povero violinista zigano. Sì, ecco appunto. Un idillio tra le nevi. E poi, caro Savelli, lei forse sarà d'accordo con me. A ogni nobildonna fa piacere essere corteggiata, non trova? Certo, solo che continuo a non capire questo bisogno di schizzare fin su a Cortina d'Ampezzo. Anche qui da noi, a Roma, ecco. No! Qui no! Qui non c'è un cane che si occupi di me! Un cane? Bau, signora, bau! Ma mi faccia il piacere, Savelli. Lei è convinto che corteggiarmi faccia parte dei suoi doveri da amico di famiglia? Mi metta alla prova soltanto una volta, Non signora. ce n'è di bisogno, Savelli, mi dica a che ora parte. Chi? Ma il mio treno, Savelli! Sì, stavamo controllando le coincidenze. Ma posso chiedere, va da sola a Cortina d'Ampezzo? Ma certo che no. Vado con mia cugina Clara. Quella del telefono? Sì? Ma lo sa che una sera di queste gliela presento? Per far cosa? Ma per accasarsi, no? No, grazie signora, declino l'invito. E perché mai? Perché sua cugina non è sposata. E a me le donne non sposate non piacciono. Ecco, Savelli. E lei combina sempre guai. Ecco. La prego signora, mi metta alla prova soltanto una volta. Savelli, lo sappiamo. Lei è il pericolo di tutte le donne e il terrore di tutti i mariti. Ma a me non interessa. Mi dica a che ora parte il treno. Sì, ma se lei mi interrompe ogni momento. Ha ragione, non la interrompo più. Vado di là a cambiarmi che sta venendo Clara. Comoda, comoda signora, comoda. Ah, ma lei aspettava mio marito? No signora, veramente Alberto che aspettava me, mi ha fatto venire fin qui. Ma badi che se lo sia dimenticato. Come? Come se l'hai dimenticato? Mi ha invitato per il pranzo? Ma io so che è un pranzo fuori. Ma che mascalzone, sapesse come ha insistito. Tommaso, non prendere impegni, tu oggi sei a pranzo da me. Ti farò assaggiare delle fettuccine verdi alla bolognese, roba da fare resuscitare i morti. Ci sono le fettuccine verdi? No. Il ragù alla bolognese? No. I morti staranno al cimitero, come è giusto. Va bene signora, lei ha da fare, Alberto non torna, verrò un'altra volta. Ma no, su via, si accomodi, se le ha dato appuntamento vedrà che sarà di ritorno. Nel frattempo, non so, le accendo la radio? No, guardi, ho già ascoltato parecchia musica per oggi. Vuole leggere il giornale? Conosco tutte le notizie del giorno. Vuole fumare una sigaretta? Ne ho già fumate 2. Vuole qualcosa da bere? Solo se è analcolico. No, solo alcol in questa casa. Ecco appunto, lei ha da fare, Alberto non torna, verrò un'altra volta. No, stia seduto, le dico che starà per arrivare. Se le ha dato appuntamento sarà qui a breve. Ma è sicura, signora? Non vorrei evitare. Stia ecco la sua macchina. L'avevo detto. Con permesso, Savelli. Faccia. La accompagno, signora. Permetta che la accompagni magari per... è andata. Oh, ciao Tommaso. Ciao Alberto. Giusto te. Ascolta, visto che sei qui, me lo faresti un favore? Un favore? Certo, conosci la società elettromeccanica? No. Non importa, ti darò io poi l'indirizzo ben preciso. Tu adesso prendi un taxi e mentre te ne vai a casa... Ma scusa Alberto, ma avevamo da mangiare insieme. Ma che ci vuole, Tommaso? Guarda, è una piccola deviazione, è proprio vicino a casa tua. Tu prendi un taxi, passi dalla società elettromeccanica e poi te ne vai a mangiare. Va bene, vado anche alla società elettromeccanica, però mi pare di aver capito che io e tu oggi avevamo da pranzare insieme. Oddio, scusami, me lo sono dimenticato. Dai, scendiamo in trattoria, offro io 2 spaghettini al volo. Non ci mancherebbe altro, che sarebbe bella che io ti invitassi a pranzo e poi ti mandassi in trattoria. Ascolta Tommaso, oggi ti faccio assaggiare delle fettuccine Sì, va verdi bene. alla bolognese, D'accordo. roba da far risuscitare pure i morti. Alberto, dimenticati tutto, guarda, dimenticati le fettuccine verdi, il ragù alla bolognese e lascia stare i poveri morti. Perché non ti piacciono? I morti no, mi piacciono le fettuccine, li vorrei anche mangiare vista l'ora. Però non hai avvisato. Non ho avvisato. Non c'è nulla di pronto. Possibile. Possibilissimo, guarda. Me lo sarò dimenticato. Però adesso vedrai che provvederemo immediatamente. Rosina? Rosina! Sarà tutte queste cose che ho per la testa, Tommaso. Rosina! Comandi, signor ingegnere? Senti, non te l'ho detto stamattina che oggi c'era a pranzo l'avvocato? No, signore, non mi ha detto nulla. Ma come non gli hai detto nulla? Io ho fame. Tommaso, per favore, come? Vabbè,
te lo dico adesso, va bene? Mi raccomando, prepara un magnifico pranzetto perché noi abbiamo molto appetito. È vero, Tommaso? Tu hai appetito? No, io sto morendo dalla fame, che è diverso. Hai visto? Che c'è di pronto, Rosina? Niente. Ma come niente? Ho fame. E anche la signora ha detto che mangiava fuori e Marta ha preparato solo una frittata. Va bene, adesso si rimedia, che ci vuole 2 minuti. Ascolta Tommaso, ci facciamo preparare un magnifico risottino ai funghi. Ti piacciono i funghi, vero? Il mio piatto preferito. Ecco. Signor ingegnere, i funghi non ci sono. Ecco, preciso. Non ci sono i funghi. Vabbè Rosina, fallo come ti pare, in bianco, il brodo, l'importante è che ci fai mangiare. Anzi, lo sai che ti dico? Esci, passa al mercato, vai in rosticceria, vai dove vuoi, ma torna con qualcosa da mangiare. Sbrigati. Abbi pazienza Tommaso, hai visto? Quando ci si mettono in mezzo le donne rendono sempre tutto così complicato. Fanno sempre una gran confusione. Esatto. Le donne. Le donne. Ma mettiti seduto che tra poco noi ci metteremo a tavola tranquillamente. Ascolta, nel frattempo vuoi fumare? Ho già fumato 2 sigarette. Allora accendo la radio così ascolti un po' di musica. Per favore, ho già mal di testa. Vuoi dare un'occhiata al giornale? Conosco anche le notizie di domani. Quelle di domani. Allora non mi resta che offrirti da bere. Solo se analcolico. Tommaso, vieni qua tutti i giorni, lo sai, abbiamo solo alcolici. Qualcosa di forte, lo vuoi assaggiare? No, non voglio niente, Alberto, vorrei soltanto mangiare. Va bene, allora ascolta che mettiti seduto. Sono già seduto, Alberto. Va bene, un po' di pazienza, adesso si... Oh, ciao tesoro. Hai visto chi c'è? Sì, l'ho visto. Che fai? Esci? Sì, devo andare un attimo dalla sarta, viene a prendermi Clara tra poco. A quest'ora? Ho capito, oggi non si mangia. Ah, come non si mangia? Io ho fame, andiamo. Alberto, 5 minuti e sarò di ritorno, su via, accomodatevi. 5 minuti? Anche ieri ha detto 5 minuti e poi è mancata 3 ore. Arrivederci. No, scherzo. Alberto, sarò di ritorno, voi intanto mettetevi a tavola. Sicuro, noi nel frattempo ci metteremo a tavola, vero Tommaso? E appena è pronto mangeremo. Chi c'è? Ascolta, Tommaso, lo sai? Parte. Sì, va a Cortina d'Ampezzo, me l'ha detto. Già, Cortina d'Ampezzo. 17 ore di treno, Tommaso, roba da matti, per andare a cercare una neve che non c'è più. La neve c'è, ha nevicato tutto l'inverno. Ma se siamo ai primi d'aprile, che cosa vuoi trovare? Anzi, scommetto che troverai i praticelli già verdi, smaltati di margheritine. Ma quanto sei spiritoso, caro. Io continuo a non capire che gusto c'è andare a soffrire il freddo in montagna quando noi qui invece stiamo così bene a calduccio. Ma poi guarda, secondo me non sa sciare. No, non sa sciare, non sa pattinare, non sa fare nulla. Scommetto che finirai per startene dentro, sicuramente. Senti, caro, me lo potevi dire subito che ti dava fastidio. Per una volta che ho deciso di andare a fare gli sforzi invernali. Primaverili, siamo esatti? Primaverili. Vabbè, del resto ormai ha già deciso. Ti sei fatta l'equipaggiamento polare, spasimi dalla voglia di partire. Che cosa vuoi che ti dica? Parti, non te lo posso impedire mica, giusto? Me lo potevi dire subito che ti dava fastidio. Ma adesso che faccio? Anche per Clara. Mica posso far saltare tutto all'ultimo minuto. Che figura ci farei? Ma non c'è proprio nulla da mandare in aria. Dico solo che non sono d'accordo. Capirai, me ne devo restare qui da solo 15 giorni. Ma che 15 giorni? Sarà al massimo una settimana, dai. È lo stesso. Ammetterai che possa dispiacermi che tu te ne vada. Anzi, dovresti esserne lusingata. Beh, caro, diciamo che può darsi anche che dopo 1 o 2 giorni io mi sia scocciata. No, scusate. E allora? E allora? E allora è arrivata Clara, scusatemi. Io vado subito dalla sarta e torno, Vada. Addio Clara! Attenta a quei poveri pedoni! Tommaso è un pericolo alla guida. Immagino. E a proposito, conosci Clara? Via capo. Come? Per telefono. Ah, per telefono. Ecco, vedi, quella è proprio la donna adatta a te. Grazie, mi è già stata offerta, ho declinato l'invito. Vabbè, quando è così non ne parliamo più. Aia. Caro il mio buccettone, mia moglie se ne va, parte! Ma come, scusa, non ti dispiace? No, va via 1 settimana! Mi dispiace, sono felicissima! Mi sembra di essere ritornato scapolo.
Don Alberto, tutte quelle discussioni primaverili, sforzi invernali, è tutto già finito. Tattica, strategia coniugale, caro Tommaso. Che cosa volevi che le dicessi che ero felice? No, bisogna far cadere la cosa dall'alto. Sei un porco. Un porco? E perché? Sì, un mascalzone, hai una moglie così bella e carina e ne approfitti già per tradirla. Ah, che tradirla, fammi piacere. Dico solo che mi va di essere libero. Tommaso ha il gusto di essere libero. Magari non farò nulla di male, magari. Però sapere che posso fare quello che voglio non è... Sì, conosco questo tipo di discussioni. Ah sì, ma del resto voi scapoli non potete capire il gusto della libertà. Perché voi la libertà ce l'avete sempre e non ve la sapete godere, caro Tommaso. Hai un biscotto? Un biscotto? E per far che? Per mangiare, scusa, sono le 12:30, ho fame, almeno mangio tesoro, un biscotto. Guarda, io te lo do, però ti sto avvisando, bada che perdi l'appetito. Lo tampono, Alberto, lo tampono in attesa Va bene, di... come vuoi, eccoli il biscotto. Un biscotto, soltanto... Oh, perbacco, sono finiti i biscotti. Però ascolta, c'è della cioccolata. No, la cioccolata, sei un pazzo, no. Perché? No. Perché a quest'ora la cioccolata poi inizio a sentirmi male, no. Allora ti prendo qualcosa da bere, dai. No, Alberto, solo se è analcolico. Accendiamo la radio, ascolti un po' di musica. Il mal di testa si è quintuplicato. Ti porto una sigaretta, la vuoi fumare? Guarda, ho fumato un pacchetto intero. Allora dai un'occhiata al giornale, un attimino. No, non voglio nemmeno leggere il giornale, per favore. Mettiti seduto, Perdonami, per favore. Fai. Pronto? Come, scusi? No, guardi, sì, certo, dica pure. Come no? Tranquilla, sarà fatto immediatamente. Certo che... dove devo mandarle? Ah, sì, un attimo che prendo nota. Tommaso, solo un attimo. Tommaso? Sì, sono io. Tommaso! Prendi nota. Che devo fare? Prendi nota. Senza mangiare. Un minuto che ci stiamo... La prendi sta nota o no, Tommaso? Ma che fai? Ho preso nota, mi hai detto di prendere nota, ti ho fatto tutta la scala. Prendi nota significa scrivi, cretino, appunta. Cretino, Mi perdoni signore, ho da fare con gente poco. Ho capito, prendi nota. Sei pronto? Sì. Allora lei può dettare, sì signora. Ascolta Tommaso, io ho detto, tu scrivi, va bene? Va bene, sì. Attento. Dica. Sì. Contessa. Devo scrivere. Sì. Contessa. Scrivi bene. Contessa. Arduini. Arduini. E basta. Una sola volta. Una. Via. Sì, certo, via. Via, Tommaso, che ci vuole? Via! Una scalzone mi invita a pranzo e mi butta fuori, per favore. Ma dove vai? Mi hai detto via, me ne sto andando, no? Via sta per strada, indirizzo. Via nel senso... No, perché ho Abbi capito... pazienza. Abbi pazienza, signora, solo un attimo. Sì. Sei pronto? Pronto. Via. Guittone d'Arezzo. il poeta. Il poeta d'Arezzo. Io apostrofo Arezzo, no? Sì, perché d'Arezzo. Poteva essere uno che si chiamava d'Arezzo. Guittone d'Arezzo, sì. numero 22, esatto. Va bene. La saluto signora, sarà fatto immediatamente, non dubiti. A risentirla, con grande piacere. A risentirla, la saluto. Era la contessa Arduini. Sì, perché la conosci? Beh, diciamo che così vagamente ogni tanto ho avuto Alberto, hai appena finito di parlare con la donna più bella della nostra città. Come? Ah, la vuoi descrivere? Sì, come? Ma perché ti ha telefonato? Poi te lo dico, dimmi com'è intanto. La contessa è alta, Ci arrivo. è più alta, e poi un paio d'occhi. Ma si può sapere perché ti ha telefonato? Adesso te lo dico. Le labbra. È bionda. Biondo. Allora un pezzo di... Ma perché ti ha Tommaso, telefonato? uno sbaglio telefonico. Mi ha detto, senta, ha per caso delle rose belle, scarlatte, come
come quelle che piacciono a me? Me ne mandi subito 2 dozzine. Ti ha scambiato per il fioraio. Appunto, uno sbaglio telefonico. Tu che cosa avresti fatto? Beh, cosa avrei fatto? Avrei detto sono desolato, non sono il fioraio, sono l'avvocato Savelli. Ma per carità, Tommaso, ecco, hai visto? Non hai dinamismo, non hai fantasia. Anzi, ti dirò di più, sei piatto, mediocre, borghese. E poi ti manca il senso dell'avventura e dell'imprevisto. E completiamo tutto. E sentiamo invece cosa fai tu, che non sei piatto, mediocre e borghese e che a differenza mia hai il senso dell'avventura e dell'imprevisto. Vuoi sapere che cosa faccio io? Ancora non lo so, però certo che qualcosa bisogna fare. Alberto, ti prego, non fare stupidaggini. Abbiamo detto che è una donna alta, bionda, 2 occhi. Alberto, ti prego, non fare stupidaggini. Alberto, vuoi ascoltare un amico? Vuoi vedere che questa è l'occasione per la mia settimana di Alberto, vacanze? per favore, te lo chiedo, non fare stupidaggini. Mi è venuta un'idea. No, non ti fare venire strane idee, Alberto. Ascolta. Pronto? Sì, parlo col fioraio Alessandri? Sì, bene, io sono l'ingegnere Verani. Bene, grazie, lei? Bene. Ascolti, ha per caso delle rose? Belle? Scarlatte? Ecco, bene, ne mandi subito 2 dozzine a questo indirizzo. Sì, pigli carta e penna che gliel'ho detto subito. Tommaso, prendi la nota. Oh. Tommaso, prendi questo indirizzo che hai scritto. Allora, io ho detto tu scrivi. Sì, io ho detto. Io ho detto tu detti, egli scrive, sì. Moglie, Tommaso. Contessa. Allora, può scrivere a carta e penna? Bene. Allora, contessa Arduini. Via? Non inteso come andare via, spiegaglielo, non vorrei che se ne Solo un parli. imbecille come te poteva pensare questo. Via? Guittone d'Arezzo. Guittone d'Arezzo. Tra parentesi, il poeta. Non si sa mai. Guittone d'Arezzo. Numero 22. Numero 22. Va bene, mi raccomando, provveda immediatamente, subito, va bene? La saluto, dopo passo io. Sì, la saluto. Tommaso, tra poco la contessa Arduini riceverà le sue 2 dozzine di rose scarlatte. Bravo cretino, e sarà convinta che gliel'avrà fatta per il fioraio. C'è vero che stupido, ma perché non me l'hai detto prima? Te lo devo dire io, te lo devo dire. Tommaso. Pronto? Sì, sono sempre io, l'ingegnere Verani. Senta, quelle rose le ha già spedite? Meno male. Senta, non le mandi all'indirizzo che le ho dato. No. Dove deve mandarle? A saperlo. Mi è venuta un'idea proprio in questo momento. Ascolti, le mandi qui a casa mia. Sì, il mio indirizzo lei lo sa. Bene, le mandi qui a casa mia e poi passo e pago tutto. La saluto, a risentirci. Tommaso, mi è venuta un'idea fantastica. Non oso immaginare. Ascolta, le rose alla contessa Arduini gliele porti tu. Io? Ma perché gliele devo portare io, scusa? Ma che ci vuole, Tommaso? Prendi un taxi, vai in via Guittone d'Arezzo, perché mi pare di aver capito che già sai dov'è. Sali e gli lasci le rose. Alberto, questo è troppo, Mi inviti a casa tua e non mi dai da mangiare, va bene, vuol dire che starò male tutto il giorno. Ma che adesso tu pretenda che io vada dalla contessa Arduini dopo che io ti ho detto che quella donna mi piace? Sappi che io non ci andrò, perché la mia risposta è no, e ancora una volta no. Va bene. Figurati se uno poteva contare su di te. Dico, per una volta, Tommaso, una volta che ti chiedo un favore. Ma se ti ho anche detto che quella donna mi piace. Ma tanto tu non ci combinerai nulla. Ma chi te l'ha detto? Ma me l'ha detto tu. Ascolta, tu continua a passeggiare sotto le sue finestre, mentre io ti faccio vedere. Sì, le porterai fiori, dopodiché lei ti darà un gran calcio in culo che ti fa fare tutte le scale a scendere. Anzi, sai cosa ti dico? Voglio venire solo io perché questa scena non me la voglio perdere. Vedrai che c'è poco da ridere. Sì. Ho un sistema infallibile a cui nessuna donna potrebbe resistere, Tommaso. Veramente? Ti faccio vedere io come si conquistano le donne. Ai. Guarda, c'è già il ragazzo dei fiori. Sali, gira dall'altra parte. È aperto, sì. Il cancello non funziona, dito. No, è aperto, gira. I cari lo possono mordere. Scusami, Tommaso.
Ah, che sono belle! E quanto ti devo? 75 lire? Sì, solo un attimo. Tommaso, hai 100 lire? Ma ha detto 75. Vabbè, Tommaso, prestami 100 lire, Ma dai! perché te la devo dare io, scusa? Dai, non fare tirchio! Do, fatti tornare il resto, Sì. Ecco, tieni ragazzo, tieni pure il resto. Ma che tieni il grazie. resto? I miei soldi. Ah, ecco, guarda che belle, Tommaso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Sono proprio 2 dozzine. Ah, adesso ti faccio vedere come si fa. Queste intanto le appoggiamo qui. Adesso, Tommaso, non è finita. Prendiamo carta e penna. Me lo faresti un favore? Scrivi tu perché io ho una pessima grafia. Questo ti meriteresti, la zappa di gallina, altro che... Scrivi tu invece hai un caratterino da archivista. Io sono un avvocato, non archivista, è chiaro? Dai, scrivi, non mi fare perdere tempo. Sì. Scrivi. Devo mettere la data? No, che data? Si mette una data, inizia un biglietto. E allora io direi di iniziare con egregia signora. Tommaso. Distinta signora. Ma che stiamo facendo? Una lettera commerciale. Ciao. Tommaso, per favore, lascia stare, non prendere iniziativa, va bene? Ci penso io, fammici ragionare un attimo. Tu detti, io scrivo. Qui ci vuole una frase ad effetto, sì certo, io ho detto e tu scrivi. Hai scritto? Non hai dettato. Già, bene, ancora non ho dettato. Ecco, ci sono. Scrivi. Ogni petalo di queste rose. Di queste rose. La E un po' più... Sì, con enfasi. Di queste rose. Scusa Alberto, con enfasi lo devo scrivere tra parentesi. E tra parentesi, né senza parentesi. Con enfasi è un modo di pronunciare. Sì. Queste rose... Finite il foglio. E in questo caso è un accento perché è un verbo ausiliare. bravo, questa volta ci ha azzeccato. Una parola d'amore. Parola d'amore. Che penso. Pensa. Ma non vi dico. Niente. Leggi. Ma lo devo rileggere? Certo, fammi vedere com'è. Rileggi. Ogni petalo di queste rose... Ce la è un po'... È una parola d'amore. E poi? Poi hai pensato ma non me l'hai detto. Tommaso, che penso ma non vi dico fa parte della frase del Si deve pensiero. scrivere pure. Se l'ho pensato Ma non no, devi tu scrivere. l'hai pensato non l'hai detto e quindi non si doveva scrivere. Tommaso, siamo rimasti che io ho detto una tu cosa, la scrivi. penso, la Scrivi, che penso ma non vi Io dico. lo scrivo tanto il biglietto è tuo. Esatto, il Ma la biglietto è calligrafia è mia però. Dai, ma- muoviti, scrivi, che penso ma non vi dico. Una cosa la penso, la dice, vabbè, che penso, non tolto. Dai, no, rileggi, vediamo come Ah, lo devo rileggere pure. Già, Ogni petalo di queste rose bravo. è una parola d'amore. Che penso ma non vi dico. Hai visto che te ne pare? Un po' scema veramente. Un po' scemo sei tu. Ci vuole la firma, Tommaso, sì, adesso. Ci vuole la firma. Distinti saluti ingegner Verani. Oh, che ingegnere Verano, aspetta, che ci Affettuosi No, saluti. fermo! Qui ci vuole qualcosa di strano, di enigmatico, Tommaso. Enigmatico! Sì. Ce l'ho. Ce l'hai, sentiamo? 4 verticali, chi sono? Un cretino. Ma non ne azzecca mai una. Tommaso, per favore, la frase la scelgo io, la firma, va bene? Oh, qualcosa di misterioso, di... Ecco, ci sono. Firmato mistero. Tommaso, mistero. Alberto, lo devo scrivere staccato, mistero, non basta il Ti foglio. sto facendo lo spelling per farti capire, Tommaso. Mistero, tutto unito. Te lo scrivo. Ah, Perfetto, è un parto, lo so, è un finalmente. parto, ma le cose si fanno per bene. Allora, adesso questo biglietto Tommaso si mette, si spilla qui alle rose e poi le manderemo alla contessa, va bene? Ecco, lei da prima quando le riceverà penserà che gliele ha mandate il fioraio, però poi nel metterla a posto si accorge del biglietto, lo apre e lo legge. Ogni petalo di queste rose è una parola d'amore che penso ma non vi dico, firmato mistero, cioè nessuno, l'ignoto. Sai, l'ignoto fa sempre una certa impressione, caro Tommaso. Ma smettila, cretino, l'ignoto. Un momento, siamo ancora all'inizio.
Perché domani la contessa Arduini riceverà sempre altre 2 dozzine di rose scarlatte, sempre firmate con lo stesso nome, da Mistero. E dopodomani ancora altre 2 dozzine. E così almeno per una quindicina di giorni. Va bene? E lo sai da chi? No. Ah, come no? Sempre firmate Mistero. Ah, Tu lo sai chi è Mistero? tu. Ma che io, Tommaso? Mistero è l'amore, è l'ideale, l'amore. come una donna lo sogna, Certo. come lo immagina. Certo. E sai quando si risvegliano certe cose nel cuore di una donna, chi la regge più, Tommaso? E il marito? Che c'entra il marito? Scusa, cosa penserà il marito quando si vedrà arrivare a casa tutti questi fiori tutti i giorni? Vabbè, gli dirà lei, si inventerà qualcosa. Gli dirà che gliele ha mandate un'amica, o addirittura che le ha comprate lei stessa. Sai, Tommaso, tu non conosci bene le donne, però sono molto brave a dire bugie. E poi i mariti bevono, che è un piacere. Dunque, adesso tu conosci il mio metodo. Come vedi, pratico, comodo ed elegante. Ti autorizza a servirtene tutte le volte che vorrai. Che ne pensi? Che ne pensi? Che sei un cretino, questo penso. Perché un cretino? Ma perché hai una moglie così bella, carina ed elegante e ti metti in piedi tutta questa tresca? Ne approfitti per tradirla subito. Ma che tradirla? È solo un gioco. Il caso ha iniziato, questo io lo sto portando a termine. Dopotutto, che cosa sto facendo di strano? Mando delle rose a una signora, tutto qui. E allora sei un porco, guarda. Spiegami perché sono un porco. Alberto, sei un porco, sei un cretino, da qua non si scappa. Ah sì, devo scegliere? Senti, detto in internos, preferirei essere un porco. Io qua volevo arrivare. Tutti uguali voi mariti sposati. Ne approfittate dell'assenza delle vostre mogli per andare a invadere il campo che spetterebbe a noi scapoli. E che cosa ci lasciate a noi scapoli se non soltanto le briciole dei vostri banchetti? Ma a proposito di banchetto, ma si mangia, non si mangia, che io ho fame? Un momento, appena torna Rosina ci metteremo a tavola. Un panino, me lo fai un panino? Vuoi un panino? E non lo potevi dire subito che volevi un solo panino. Va bene, andiamo di là, ascolta, vediamo cosa troviamo in dispensa e prepariamo un buonissimo panino col formaggio. E la mortadella? E la mortadella, E andiamo, dai. che ho fame. Andiamo in per favore, dispensa, posso aspettare vieni con 2 me, ore sì, per un panino? andiamo. Rosina! 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 Comandi, signora? Vai a prendere dei vestiti in macchina, cara. Sì, signora. Rosina, chi ha portato quei fiori? Quali fiori? Quelli? Non lo so. Ma come non lo so? Che sono piovuti dal cielo e qualcuno li avrà portati, no? Che vuole che le dica, signora? È la prima volta che li vedo. Vabbè, d'accordo. Tieni cara, porta anche questi in camera mia. Ogni petalo. Beh, allora, cara, si può sapere chi li ha portati? Le ripeto, signora, che non lo so, prima non c'erano. Ma il signore li ha visti? Non so, non credo. È giù con l'avvocato in cucina che stanno rovistando in dispensa. Ma prima era qui? Sì, fino a 5 minuti fa. E i fiori erano già arrivati? No, non credo. Vabbè, poco ti porta. Tieni, cara, mettili in un bel vaso in camera mia. Un momento, dove vai con queste rose? E caro, sai, queste rose le ho comprate io. Sì. Le ho comprate io. Sono passata giù dal fieraio, questo all'angolo, e gli ho detto: ragazzo, salimi subito questo bel mazzo di fiori sopra. È vero, Rosina? Vai, Rosina, vai di là. Scusate, io mi sento... Tommaso, hai sentito? Le ha comprate lei? Ha detto lei al fioraio? Oh. Oh, ma salire solo Ma che cosa vuoi che ti dico? Le avrà comprato lei, no? Ma non è vero! Non lo so. Aspetta un momento.
Ti puoi far portare una gassosa per il panino? No. Non la porta. Tommaso, non c'è. Cosa? Il biglietto non c'è più. Ah, ecco. Cosa vuoi dire? Ah, ecco. Che sul panino serve qualcosa da bere, quindi... Ah, ecco, serve... No, capisco cosa stai pensando. Che ha trovato qui i fiori e ha creduto che fossero per lei. È naturale. Li ha trovati qui e non poteva certo immaginare che io... sai, sono delle situazioni in fondo imbarazzanti per una donna. Come si fa a dire al marito mi hanno mandato queste rose? E allora ha detto la prima cosa che le è passata per la mente. Sicuramente è stato così. Però ha fatto male, Tommaso. Ha fatto male a mentire. Perché avrebbe dovuto strappare il biglietto e buttar via i fiori. Magari non l'ha fatto perché siamo arrivati noi, possibilmente. Un momento. Dove vai con queste rose? Mi ha detto la signora di portarli in camera sua. In camera sua. Portale in camera sua. Una gassosa, signora? No. Bisogno c'era di portarle in camera sua. Adesso, non che io mi preoccupi, si capisce. Una donna riceve delle rose che è un po' lusingata. Qualsiasi donna al suo posto. Certo, la curiosità, il turbamento. Il turbamento. Che c'entra adesso il turbamento? Ti è sembrata turbata? Sì. Marina. Beh, in effetti un po' turbata lo era, Alberto, eh? Sì, infatti quando è uscita aveva gli occhi rossi. Ma se lei crede, io non lo so, che sia abbastanza stupido chi si sbaglia di grosso. Non lo so, Tommaso, cosa c'è, come bisogna gestire questa situazione, non lo so. Ti fa incazzare sta storia? Dove vai con queste cose? Mi ha detto la signora di portarli in camera da pranzo. Dammi qua, dammi e vattene per favore. Che Sì, camera da signore, pranzo? che maniere. Tommaso, sono 12. Le altre le avrà tenute di là per lei. Se lei pensa che io sia abbastanza stupido da credere. No, Tommaso, ho deciso, adesso vado e glielo dico chiaro e tondo. Che i fiori erano per la contessa Arduini, vero idiota? Però non è giusto così, non è corretto, non è onesto, Tommaso. Ma lo sai che questo metodo è davvero infallibile? Ah, sì? Lo voglio usare anche io con le donne perché è davvero meraviglioso. Ma tu che cosa credi? Che Marina? Ah, figurati, lei adesso ci farà una risata sopra e non ci pensa più. Anzi, Tommaso, io scommetto che... Scusate se mi sono fatta aspettare. Savelli, lei è capitato in un giorno sbagliato, ma vedrà, caro, che adesso ci mettiamo subito a tavola. Ma io ho già accomodato col panino, quindi... Chi sarà? Senti, Pronto? Ah, Marcella, sei tu? È Marcella. Tommaso, ha la rosa qui sui capelli. Sì, l'ho vista. Sì, Marcella, non mi sono dimenticata di dirti a che ora parte il treno. In verità, può darsi che non parta più. Non parte! E tu? Eh sì, Marcella. E sai com'è? 17 ore di treno per andare a trovare una neve che non c'è. Marcella, ti chiamo dopo. Ti chiamo dopo, Marcella. Ah, signore! Come, Marina? Non parti più? Caro, diciamo che ci ho ripensato. Andarmi ad annoiare fin su a Cortina. Annoiarti? Ma se ci tenevi così tanto? Ci tenevo, dai. Ci andavo così, giusto per dire. E poi anche Clara, dai, è pettegola, arrogante, sorbirmela per 7 giorni. A me me la voleva dare, pettegola arrogante, a me me la voleva dare. Sono rimasto distratto. Ma io non capisco, eri così infatuato di partire, non vedevi l'ora, felice, e adesso tutto in un tratto non vai più. E caro, dai, non lascia stare. Magari ci andiamo insieme quando sarai libero. Non sei contento? Sì, contentissimo. Che magnifica giornata! Sembra quasi estate. Tommaso, lo cerca. Chi? Lui. Cioè me. Cerca te. Signore, qui non lo cerchi l'albe. Mistero, non me Ah, mistero. mistero. Cerca mistero. Certo. Boh. Marina, Che c'è? che fai lì? Guardo il giardino. Ah, guarda il giardino. Sì, caro, è vietato guardare il giardino. No, guarda. Savelli?
Mia cugina Clara la trova molto simpatico. Davvero? Una sera di queste gliela presento. Grazie. Tenga una rosa. Caro, vuoi una rosa anche tu? No, grazie. Dai, tieni, prendine una. Non insistere, non la voglio. Vede, Savelli, in questa casa i fiori me li devo comprare da sola. Perché se aspetto mio marito che me li offra... Signori, il pranzo è pronto. Andiamo, cari. Ah, andiamo a mangiare. Mister. Alberto, fammi un piacere, spegni l'aria. Sì. Hai visto il giornale? Marina? Marina? Che c'è? Hai visto il giornale? No, non l'ho visto. Eppure era qui 2 minuti fa. Poi è scomparso nel nulla. Rosina? Rosina? Rosina! Comandi, signor ingegnere? Sai dov'è il giornale? Il giornale mi sembra l'avesse la signora. Ah, hai sentito? Marina, dice che ce l'avevi tu. Ma che cosa? Il giornale, ce l'avevi tu o no? Ma ancora con questo giornale? No, non ce l'ho io, non l'ho visto questo santo giornale. Non capisco, era... Eccolo qua. Grazie. Grazie Rosina, puoi andare. Non ce l'ho io. Che ore sono? Le 3. Già le 3? Già le 3. Perché? Ma no, niente, dicevo giusto così per dire. Marina? Marina? Marina! Ma che c'è? Ma è la terza volta che ti chiamo. E sto leggendo, ero distratta. Me ne sono accorto. Ti va di andare al teatro questa sera? Ma non saprei. Cosa danno? Una prima, adesso non ricordo, una compagnia nuova, No, queste compagnie nuove non mi piacciono. Va bene, come vuoi, Non c'è andiamo. altro posto in cui andare? Non so, potremmo andare al cinematografo. No, il cinematografo non mi piace, no. E allora andiamo a fare un po' di Brigida a tua cugina, che ne pensi? Sì, con quelle 4 mummie. Meglio andarsene a letto, guarda. Ma io non capisco. Teatro no, cinematografo no, Brigi no, non ti va bene niente. Sei irritata, scontenta, te la prendi con tutti, ma non capisco. Vuol dire che ho i nervi, Alberto? Sono padrona di avere i nervi? Oh di Dio, padronissima. Ecco. Che ore sono? Le 3:04. Uffa, ma non passa mai questo tempo. Perché? Aspetti qualcuno. Io? Ma no, chi vuoi che aspetti, figurati. Mi era sembrato che... Tu invece, che fai? Non esci? Ah, non so, forse più tardi. Deve passare Savelli a prendermi, sì. Ecco, questo Savelli. Ma non ha una casa Savelli che è sempre qui. Ma perché ti diamo fastidio? Ma vorrei starmene un po' da sola per i fatti miei a leggere. Ma a tu lo dormire. sai, Marina, ho degli affari con lui, lo sai, no? Ma vattene a trattare da un'altra parte, nel tuo studio, nel suo ufficio, no, qua in casa mia. Ma se hai detto che non aspetti nessuno. Ma appunto, voglio starmene un po' per i fatti miei, no? E non posso, c'è Savelli. Vabbè, non sarà poi la fine del mondo, stu Savelli, no? Però senti Alberto, arriva un certo punto che una donna comincia a stufarsi, no? Ma qui ogni piccola cosa fai una discussione, non se ne può più. E chi è che provoca queste discussioni, Tu, Io? certo. Sono io, vero? Certo. Certo. Invece una donna deve stare qui ad ascoltare quello che dite voi uomini. Ma che sopportare, fammi piacere, finiscila, smettiamola, dai. Senti Alberto, guarda che mi sono scocciata, E allora? E allora cosa? È permesso? Ciao Tommaso. Ciao Alberto. Buongiorno signora. È in ritardo, Savelli, sa? Alberto,
Fatela accomodare quel campanello. Anche oggi sono stato un quarto d'ora a suonare, i cani stavano per mordermi. Poi non mi hanno morso, forse perché mi hanno annusato, sono vestito come ieri. Non importa, ti ho portato quei documenti che mi avevi richiesto. Dagli un'occhiata. Io nel frattempo faccio 4 chiacchiere con la signora, vero? Assolutamente no, Savelli. Ho da fare io. Ma che ha? Che ha? Ah, che ancora non sono arrivate, ecco cos'ha. Ma com'è possibile? Li ho ordinati stamattina alle 7. Ma intanto non sono arrivati. Ma scusa, dove li hai ordinati questi fiori? Dove? Da un fioraio a Piazza Maggiore. E c'era bisogno di schizzare lì per 2 dozzine di rose? Ma me l'hai detto tu di cambiare un fioraio al giorno. A proposito, ne saranno rimasti un 2 3 e dopo dobbiamo ricominciare da capo. Va bene, vuol dire che ricominceremo da capo. Piuttosto, hai il telefono di questo fioraio? No, ho il numero, il telefono se l'è tenuto lui. Tommaso, il numero di telefono ce l'hai, sì o Ma no? scusa, se mi hai detto sì, un attimo. Ce l'hai? E allora chiami. Mi fa confondere. Sbrigati. Occupato. Che significa occupato? Occupato significa che starà parlando con qualcuno, no? Ma con chi vuoi che parli a quest'ora? Che ne Dai! so, con qualche vedova che forse deve andare al cimitero a portare fiori al marito. Ma dai, quale vedova? Riprova. Sì, RP. Fuori posto. Adesso fuori posto. Fuori posto. E che significa fuori posto? Che fa tu sarà fuori posto, no? Vabbè, magari starà parlando con qualche vedova che porta il fiore al cimitero, dai! Riprova, Tommaso, riprova che tra poco ti strozzo. Vediamo. Libero, suona. Dai. Pronto? Ci serve! Sono la Piano, ti sente. Piano. Hai ragione Alberto, devo parlare più piano. Pronto? Salve, sono la... Sì Alberto, ma se parlo così non mi sente lui però. Moderato. Moderato, bravo, moderato. Sì, esatto. Pronto, sono moderato. Sei un cretino, altro che moderato. Non mi fai confondere. Pronto, sono l'avvocato Savelli, quello dei fiori di stamattina e non sono ancora arrivati. Ci chiedevamo il perché. Oh perbacco. Ma perbacco, un attimo, no? Perbacco. Ah, io riaggancio, guarda che è meglio. Hai sentito? Solo per bacco. E non ti è bastato? Tommaso, questi fiori li porta o no? Allora mi ha detto che il facchino, quello che doveva portare fiori, appena è uscito dal negozio, Sì. si è infilato sotto un camion e gli hanno dovuto dare 4 punti qua sull'arcata sopraccigliare, come mio zio, preciso, guarda. Ma che mi interessa di tuo zio Tommaso? Li manda questi fiori o no? Sì, Arrivo. il tempo di mandare l'altro fattorino. E a proposito, Alberto, questo me le ha passate 3 lire l'una, 3 lire l'una. E quanto li devo? È facile fare conti, sono 20 giorni che mi mandi in giro a comprare fiori, a destra e a manca. Ci vorranno ad occhio e croce almeno 73 lire. Vabbè, tieni 100 lire e dammi il resto. No, Alberto, ci sarebbe anche il taxi. Vabbè, tieni tutto. No, Alberto, ci sarebbero anche i soldi che hai lasciato al facchino l'altro giorno, non i miei? Vabbè, ti devo ancora 10, 20, 30 lire, va bene? Basta che la smetti, ti darò quello che vuoi, va bene? No, ma lo sai che sei davvero un bel tipo, eh? Sono 20 giorni che mi mandi in giro a comprare fiori, rose, perdo le cause, perdo i clienti e questo è il giusto modo di ringraziarmi. Perdonami Tommaso, perdonami, è che sto passando certi momenti. Oggi a pranzo non ha voluto toccare cibo, poi si è chiusa in camera sua e non ha voluto vedere nessuno. Credo che abbia pure pianto. Pianto? Sì, pianto, perché quando è uscita aveva gli occhi rossi. Ah, Non ne posso più, Tommaso, non se ne può più in questa casa. Alberto, te l'avevo detto di non cacciarti in questo pasticcio, non mi hai voluto ascoltare. Ormai sono stato preso dall'ingranaggio, caro Tommaso. Non lo so cosa devo fare, Tommaso, non so più cosa fare. Che cosa dobbiamo fare? Una soluzione la dobbiamo anche trovare, no? Ma poi io posso capire se tu avessi voluto mandarle, che ne so, una pelliccia, una collana alla contessa Arduini, Alberto. Ma a tua moglie, ma che cosa vuoi dimostrare? Voglio sapere, Tommaso. Ma sapere che cosa? Fino a che punto mi tradisce a questo Ma punto? che tradisce, Alberto? C'è soltanto uno che le manda dei fiori e lei li riceve, tutto qui. Già, se si trattasse solo dei fiori. Ma perché, Alberto, c'è dell'altro?
Sì, Tommaso, c'è dell'altro. Perdonami, ma non te l'ho ancora detto, ma le ho scritto. Che cosa? Una lettera, che cosa, sì, Tommaso? certo. Le ho scritto. E lei? E lei ha risposto. Sì, le ho dato un indirizzo convenzionale ed ha risposto. Tommaso, 4-8 pagine, anche 2 volte al giorno a volte. E il contenuto? È spaventevole quello che dice. Mi ama, capisci? Mi ama. Ah, beh, dai, ti ama, una cosa bella. Perché spaventevole? Ma non me, Tommaso, non ama me. Ama Mistero. Ah, certo. E tu che cosa hai fatto? Hai risposto? E io pure ho risposto. Lei mi parla della sua povera anima che ha bisogno di evadere, dei suoi ideali, delle sue aspirazioni. E anch'io le parlo della mia povera anima. E nel frattempo cerco di capire, di intuire. Figurati, Tommaso, che sono arrivata al punto di chiederle che mi parlasse di suo marito. E cosa ti ha risposto? Lasciamo perdere che è meglio. Alberto, te l'ho detto 1000 volte di non cacciarti in questo pasticcio, ma mi hai voluto ascoltare. Ormai sono stato preso nell'ingranaggio, Tommaso, non so più come uscirne, capito? Figurati che adesso mi odia. Dice pure che mi odia. Scusa Alberto, hai detto che ti ama, com'è che ti odia? Tommaso mi ama come Mistero, ma mi odia come marito. Ecco, vedi, io mi sono messo tra me e lei. E attraendola verso di me la sto allontanando da me, hai capito? No. Tommaso, ascolta, supponiamo che questo mistero, cominciamo tutto da capo, va Da bene? capo, Cerca di sì. supponiamo che questo mistero fosse un altro, uno sconosciuto qualsiasi. Ecco, vedi, mia moglie si è innamorata di questo sconosciuto. Che però in realtà sei tu. Ma non sono io, Tommaso, che sono non io. sei tu, no. Mistero è il sogno, è nessuno, è un fantasma. Ecco, a volte io la vedo con gli occhi socchiusi che guarda nel vuoto. Lei in quel momento sta pensando a lui. Che però poi in realtà sei tu. Tommaso, non sono io. Non sei tu. No, non sono io. Mistero è l'amore, come una donna lo sogna, come lo immagina, come lo vede, capito? No, ma comunque. Non hai capito. Non so come uscirne da questa situazione, caro Tommaso. Figurati che a volte sono arrivato al punto di pensare di ammazzarmi. No. Sì, no, mi Alberto, ammazzo. no, Alberto, ti prego, no. Alberto, non ti ammazzare. Tommaso. Alberto, mi lasci da solo, Alberto. Tommaso. Come faccio? Alberto, mi lasci da solo. Tommaso. Alberto, mi devi 10 lire, ma che t'ammazzi? Che me ne dai? Ma vaffanculo, Tommaso, ma che ammazzare me? Ammazzare lui, Mistero. Ma che Mistero? Va bene, lui non mi deve niente, ammazzalo, anzi, sai cosa ti dico? Ammazzalo, e chi si è visto si è visto. Già, ammazzalo. E se poi lei continuasse ad amare quel morto, o continuasse ad amare la sua memoria, ecco, quel morto, Tommaso, me lo troverei sempre qui tra piedi, fra me e lei. Ecco, vedi, finché il mistero è vivo, io lo posso manovrare, posso decidere come farlo muovere. Se muore, mi sfugge. Hai capito? No. Tommaso, non so più come spiegartelo, va bene? Non so più come andare avanti, dimmelo tu come possiamo uscire da questa Possiamo situazione. vedere cosa sta facendo, vediamo, ma non lo so, dammi tu una mano d'aiuto. Vieni qua, guarda, se la fa sempre alla finestra a spiare, Tommaso, guarda. Ecco, vedi quella mano, guarda, dietro di me, vedi quella mano che scosta le tendine? Dove guardi? La terza finestra. Sì, quello c'è un signore seduto sul cesso, non. Lei che aspetta. E intanto è nervosa, irascibile, se la piglia con tutti. Poi però, quando arrivano le rose, diventa tutta gaia, sorridente, allegra. Pensa, Tommaso, che mi chiama Cocò. Cocò! Sì. Ma che nome bellissimo! È idiota Cocò, altro che bellissimo. Cocò come se fossi un pappagallo. Ti assicuro che non ne posso più, Tommaso. La mia vita è diventata un inferno. Non so più cosa. Ma poi cosa fa. con tutte queste rose che cosa fa? Ma non so, ma possibilmente andranno a finire nella spazzatura, le regalerà a qualcuno. 3 lire l'una. 3 lire l'una, appunto. E poi se la fa sempre lì a cantare, allegra.
Vorrei, poi lo so io lei che cosa Mi vorrebbe. parlerò d'amore. Senti, sono arrivate le rose. Una rosa che nel mio cuore ancora mi fa fiorire le cuore. Lo so io che cosa vorrebbe la Sforzerei. Savelli, Signora, è ancora qui, caro? stavo giusto andando via, guardi. Ma no, mi scusi se poco fa l'ho trattata veramente male, guardi. Sì. Vuole una tazza di tè? No, grazie, non vorrei disturbare. Ma non disturba affatto. La vuole con latte o con limone? Vada per il latte, signora. E ne vuoi una anche tu, Cocò? Cocò, tu lo vuoi il latte, vero? Ti ho detto 1000 volte non chiamarmi Cocò, va bene? Ma perché, caro? Ti sta così bene, vero, Savelli? Cocò, cucito su di lui. È bellissimo. Bellissimo, Cocò, perfetto, perfetto. Te la faccio con latte, caro? Faccia. L'hai sentita? Cocò, la vuoi una pure tu, Cocò? Alberto, non ti arrabbiare. Ma che cosa mi devo mettere a ballare? Sta suonando cosa devo fare? Io non ne posso più, caro Don Marco. Prenda uno di questi, Savelli, un aperitivo. Ah, sì, grazie. Soltanto uno per accettare. Magari me ne prendo un altro. Basta, Savelli, Tieni, prendi anche tu un biscottino. No, grazie. Ma cos'hai? Sei così nervoso? E sarà colpa di questo tempaccio. Lo mangio io il suo, non si preoccupi. No, Savelli, va bene così, cara. Oh, grazie, Rosina, dai pure a me, cara. Signor ingegnere, è venuto l'elettricista Per far che? per accomodare il campanello del cancello. Ah, sì, digli che cominci pure, e poi io scendo, va bene? Finalmente vi siete decisi a sistemare quel maledetto campanello. Un povero disgraziato rimaneva delle ore fuori senza che nessuno venisse ad aprire. Savelli, qui il cancello è sempre stato aperto, lo dovevo solo spingere. Ah, quindi io spingevo la parte col ferro, quella col... E va bene, ma così poteva entrare e uscire chiunque, però. Ma chi vuole che entri qui, Savelli? Questo è un quartiere tranquillissimo. Niente affatto. Qui bisogna sapere chi arriva e chi entra, se no la faccenda diventa troppo comoda. Quale faccenda, caro? No, dicevo così, tanto per... si vedono certi tipacci qua intorno. Tipacci? Sì, ce n'è proprio uno che gironzola qua sotto, anzi l'ha visto anche lui, vero Tommaso? Tommaso, l'hai visto anche tu quel tipaccio che gira qua? Tommaso! Quel tipaccio l'hai visto? Diglielo che l'hai visto pure tu, quello che gira qui sotto casa. Io non ho visto nessuno. L'hai visto, sì o no? Ti faccio. L'ha visto pure lui, hai visto? Ma cosa vuoi che ti dica, caro? Io non ho visto mai nessuno. Ah sì, magari ti inventerai che qualcuno che aspetta l'autobus, vero? E poi lo aspetta la mattina, lo aspetta a mezzogiorno, lo aspetta la sera e non lo prende mai, guarda. Oh, senti, io non ne so nulla, Comunque, caro, vedi che ti si fredda il tè. Sì, intanto vado a vedere che cosa fa l'elettricista, poi ci penso al tè. A proposito, Alberto, Sì, dire all'elettricista di mettere un suono forte nel campanello. va bene, va Uno bene. che si senta, uno magari che faccia Coco. Caro Savelli. Buongiorno signora. Prego, si avvicini pure qui. No, sto comodo, Venga qui, caro. Beh, allora, caro Savelli, La mamma. mi dica. La mamma. Mi dica, caro. Cosa? Com'è? Come chi? Com'è? Chi? Su via, Savelli. Cosa, un micio per caso? Ma quale micio, Savelli? Il tipaccio. Ah, lei vuole sapere com'è il tipaccio? Alberto, il tipaccio, com'è il tipaccio? Alberto, il tipaccio.
Prendo un biscotto io. Quanti ne vuole? Alberto! alto? Alto, sì, alto. E poi È grasso? No, ma. E poi ha una barba? No, si era appena rasata, era appena uscito dal barbiere. Io nel frattempo prendo un altro biscotto. Alberto! Beh, allora caro, l'hanno sistemato questo campanello? Sì, ci sta lavorando. È arrivata la posta. La posta? Sì. E c'è qualcosa per me? Ah, non so, adesso guardo. Oh, sì, c'è una lettera. Bene caro, dammela. Che fai, non la leggi? Ma sì, dai, la leggerò dopo di là in camera mia, caro. E di chi è questa lettera? Oh, è di quella stupida di Sofia. Una sciocchezzuola, caro. Ma leggila, vediamo cosa c'è. Ma ti dico, caro, che la leggerò di là. Dai, su, via. Ciao. Tommaso, lo sai di chi è quella lettera? Di quella stupida di Sofia. Dello stupido che sei, altro che la stupida di Sofia. È quella mia che io ho scritto ieri. Ah. Sarebbe dovuta arrivare domani, invece è già qui, vedi? È Poi già dice che la posta non funziona. Appunto. Da quella lettera, Tommaso, dipende tutto. Perché? Le ho dato un appuntamento. Dove? Alle 5 al Foro Romano. E se lei ci va, è tutto finito. Ma dai Alberto, anche se va non troverà nessuno e se ne tornerà a casa. Già, tu dici così. Però basta che lei ci vada il pensiero per essere il colpevole. Che ore sono, Tommaso? Le 4. A quest'ora sarebbe dovuto uscire. Perché non esce? Forse magari indecisa e titubante. Io non lo so, Tommaso. Secondo te perché non esce? Che ore sono? Le 4 e 15 secondi, Alberto. Senti, fammi un favore, mi è venuta un'idea, Tommaso. Immagino. Vacci tu, Dove? al Foro Romano. No, non cominciare, no, non ci vado, non ci vado assolutamente, non cominciare. Ma perché, ti prego, vacci tu, però mi raccomando, con discrezione, non farti vedere. ma nasconditi ma però, dove mi nascondo al Foro Romano? Ma in un negozio, un caffè, scegli. Ma non ci sono caffè o negozi al Foro Romano. Vabbè, ti nascondi dietro un rudere, dietro una colonna, dentro è il foro, vedi tu, ma nascondi. Ma come mi nascondo dentro al foro? Mi vede se è il foro? No, non ci vado. Ti prego, per cortesia, dai, vai, là, Che ci devo fare io? tu ci devi andare. Mi porto però dei biscotti, metti che mi vedi. Ma perché dei biscotti? Mi porto pure la tazza, guarda. Perché questa tazza, Tommaso? Mi devi 10 lire, mi tengo la tazza così in casa. Posa la tazza, mi raccomando, vai. Alberto, non ci voglio. Tommaso, sbrigati e poi torna, mi raccomando, torna. Risponde lei? No, Rosina, rispondi tu, se vogliono me non ci sono per nessuno. Pronto? Casa Verani? Calma. Sì, signorina, permetta un momento. E la signorina Clara vuole la signora? Sembra al telefono, tutti i giorni qua questa zitella, cosa vuole? Pronto, signorina? E dice la signora che sta poco bene e mi ha detto di dirle che non esce. La richiamerà alle domattina. Arrivederla. Rosina, che cosa ha detto la signora? Che oggi non esce? Sì, signore. Ah, non esce, bene, porta tutto di là, puoi andare, grazie. Marina, non esce. Che stupido che sono stato a dubitare di lei. Marina, perdonami, amore mio, se solo per un solo istante ho pensato male di te. Perdonami, Marina, non lo faccio più, Marina. Oh, Marina. Marina! Sì, caro? Dove vai? Stavo facendo un attimo un salto dalla sarta, caro. Vado a prendere 2 fesserie e ritorno su. Dalla sarta? E perché? E perché ho delle cose da provare. Vado un attimo e poi torno e abbiamo finito. No, vieni qua, ascolta. Prima di andare, perché non le telefoni? Così vedi se la prova è già pronta. È inutile che ci vai, se no. Ma perché non hai il telefono? È così. Come non hai il telefono? Sì, non hai il telefono. Ma la chiami tutti i giorni. Adesso non hai il telefono. No, non è quella sarta, è un'altra sartina, è un'amica di Marcella. Guarda, in un attimo sono di No, aspetta Marina, che ti accompagno io. Si piglierà già che ti accompagno. Ma dove? Dalla tua sartina. Ma non c'è bisogno, caro, è un'amica di Marcella e ci vado con Marcella. Su via sto per tornare. Marina, ma ti prego, non andare.
Vieni qua, amore, io non so che cosa mi prende oggi, però ho voglia di restare da solo qui con te. Oggi? Oggi sì. Non ci capita mai essere da soli, Marina. C'è sempre qualcuno qui, anzi, quel rompiscatole di Savelli ce lo troviamo sempre tra i piedi. Ti ricordi, Marina, quando passavamo delle ore insieme, anzi delle giornate intere? Tu leggevi, io lavoravo. E si faceva buio piano piano. Te lo ricordi, Marina? A volte non parlavamo nemmeno. Perdonami, lo so, è mia la colpa, è sempre mia e te ne chiedo scusa. Però se tu vuoi, Marina, possiamo ricominciare da capo. Facciamo finta che nulla sia accaduto. Adesso pigliamo la macchina e facciamo come facevamo allora. Si andava ad Ostia e al mare, arrivavamo prima del tramonto. Te lo ricordi, Marina? Sì, caro, me lo ricordo, sì. Allora vado a pigliare la roba e ci andiamo subito. E dai. Alberto, scusami, dai, facciamo un'altra volta che oggi sono abbastanza presa, sì. Ma perché un'altra volta, Marina? Dai, ti prego. Ma ti dico, Alberto, dai, fammi andare un attimo dalla sarta e sarò subito di ritorno, avanti, che è già tardi. Marina! Non è vero che tu vai dalla sarta. Ah no? No, tu hai un appuntamento alle 5 al Foro Romano. Come vedi sono perfettamente informato, quindi mettiti a sedere e parliamo un po'. Dunque, cosa hai da dire a tuo discapito? Niente. Ma come niente? Ammetterai che avrò diritto almeno ad una spiegazione, o no? Cosa vuoi che ti dica? Sono colpevole, non me ne pento. Ah, e questo è tutto. E già, avresti preferito che io avessi creduto a quella storiellina della sarta, vero? E già, si capisce. Ma santo Dio, una donna che avesse un minimo di pudore, di dignità, si mostrerebbe pentita, umiliata, chiederebbe perdono, hai capito, Marina? Ti ripeto, Alberto, sono colpevole e non me ne pento. E questo è tutto che mi sai dire. Magari, caro, tu non ci crederai, però sappi che questa era la prima volta. Sì, lo so. Ah, lo sai? Sì, ho letto le tue lettere. Le mie lettere? Le tue e quelle dell'altro. Vigliacco! Chi? Io o lui? Tu! Ah! Vigliacco. Adesso si dà l'aria della vittima, dell'incompresa. Piange. Senti, Marina, io sono disposto a metterci una pietra sopra. Facciamo finta che nulla fosse accaduto. Va bene? Però tu mi devi promettere che fra te e quell'altro non ci saranno più fiori, né biglietti né appuntamenti. Va bene? Me lo prometti, Marina? Sto parlando con te, Marina, me lo prometti? Non posso. Ma perché non puoi? Perché lo amo! Ma che ami? Fammi il piacere, che ami? Sì, Alberto, lo amo. Ma scusa, Marina, tu non sai che Non quell'altro... mi interessa, Alberto, quell'altro non c'entra niente. Il problema è fra me e te, Alberto. C'è bisogno che ci lasciamo. No, mio Dio, cosa fai? Marina, ti prego. Addio, Alberto. Non andare via, Marina, ti prego. Marina. Oh mio Dio, che cosa ho potuto combinare? Ho rovinato tutto. Marina. Oh Marina, no, perdoni. Alberto. Tommaso, ti senti male? No. Vuoi qualcosa da bere? Solo se è analcolico. No. Tommaso! Parla, Tommaso! Parla. Che è successo, Tommaso? Alberto. Tommaso, dimmi! Alberto! Dimmi! Non è venuta! Chi? Marina! All'appuntamento! Non è venuta! Ma vaffanculo, Tommaso! Questi li porta tutti? Sì, mettili nella valigia. Anzi, aspetta un momento. È inutile che mi porti tutta sta roba. Questo sì, quest'altro no. Suonano. Vai a vedere chi è, li porto io, dirà. Io vorrei sapere chi è questo imbecille che suona così a lungo. S'accomodi, signor avvocato. Avverto subito l'ingegnere. Ho suonato per tutte le altre volte. Sì. Senti qui,
Che cosa vuoi? Ti ho già detto 1000 volte di non venirmi a disturbare. Ma scusa Alberto, ma mi avevi dato un appuntamento a Piazza Colonna? Appunto, aspettami a Piazza Colonna. E ti ho aspettato. L'appuntamento era alle 2. Sono le 6. Ah, già, me lo sono dimenticato, non fa nulla. Ma come non fa nulla? L'ho aspettato 4 ore, non fa nulla. Digli vai di là, gli dice a Rosina di sistemare nella valigia anche quei 4 libri che c'erano sul comodino. Ne è avvisata? Sì, ne è perfettamente informata. Signora Rosina, ha detto l'ingegnere. Ma che fai Alberto? Parti? Sì, Tommaso, parto. E dove vai? Non lo so, parto e chi si è visto si è visto. Ah, Alberto, non starei mica adesso esagerando un po' con questa storia. Dai! Non ne posso più, ormai è tutto finito. Dobbiamo separarci. Addirittura Alberto, ma dai, guarda, io ho la soluzione per i tuoi problemi. Sentiamo che soluzione. Diremo a Marina che il mistero eri tu e basta, e chi si è visto si è visto. Oh, non t'arrischiare, poi a te se gli vai a dire una cosa del genere, eh? Ma perché? Ma perché mi odierebbe? Ed avrebbe perfettamente ragione. Ma dai Alberto, ma cosa ci vuole? Glielo dico io, signora Marina, è stata tutta una goliardata. Mistero Alberto. Ecco, vedi, un'ulteriore dimostrazione che tu non conosci le donne. Le conosci tu le donne, guarda. No, manco io a questo punto. Nessuno conosce le donne. Senti, ormai togliti dai piedi, va bene? Perché devo sbrigare le ultime cose. Devo passare l'ufficio a vedere le ultime carte e poi... Non mi ricordo, avevo un appuntamento alle 5 a Piazza Colonna, ma non mi sto ricordando con chi. Alle 2 ed era con me. Ah, era alle 2 con te. Vabbè, Tommaso, non fa nulla, va bene. Ah, dai, forza Alberto, appena arriva la signora Marina glielo comunico Non io. possiamo Direi più che andare avanti. Sarà una battuta, Ci è come dobbiamo se una separare. bolla di sapone. Sarà un modo per... Assolutamente no. Ascolta il consiglio d'amico soltanto una volta, ascolta. Buongiorno signora. Lei? Com'è? Sì. Bene, allora io vado. Voi avrete sicuramente da parlare. A proposito, Marina, non te l'avevo detto. Io vado una decina di giorni a Torino per degli affari di lavoro. Bene. Tommaso, arrivederci. Ciao caro. Ah, senti Tommaso, il mio treno parte alle 19:15. Se vuoi venire alla stazione a salutarmi ti aspetto. Non posso venire Alberto. Perché? Perché io alle 19:15 ceno. Tu già mi togli il pranzo, se finisce che mi togli anche la cena io non mangio più così, quindi non posso venire. Va bene, va bene. Arrivederci Marina. Au revoir. Arrivederci Tommaso. Au revoir. Savelli, mi scusi se l'ho fatto aspettare, forse lei aveva da fare. Non si preoccupi signora, anche se avessi avuto degli impegni li avrei immediatamente disdetti tutti. Bene Savelli, io le volevo parlare di una cosa delicata. Lei sicuramente sa quello che è successo in questi giorni tra me e Alberto. Beh, diciamo che così vagamente qualcosa ho saputo. Ebbene, Savelli, glielo dico io. L'ho tradito! Oh, perbacco! Sì, Savelli, l'ho tradito. E se c'era un uomo che non meritava di essere tradito, quello era mio marito. Se sapesse, Savelli, in questi giorni la pena che mi ha fatto. Non una parola. Niente. Un altro uomo al suo posto avrebbe fatto una scenata di gelosia, si sarebbe messa a urlare e lui niente di niente, è stato zitto e composto. Ha sofferto in silenzio. Ma comunque, Savelli, non era di questo che le volevo parlare. Ah no? No. Io voglio sapere che cosa è successo tra Alberto e quell'altro. Chi? Come chi, Savelli? Ah, sì, quella... No, niente, signora, Ma assolutamente. come niente? No, niente, le dico niente, non è successo assolutamente nulla. Ma non è possibile! Perché? Ma perché prima era sempre presente e invece adesso non lo sento, non mi scrive, non lo vedo. Non lo vede? Eh no! Ma perché, scusi signora, prima lo vedeva? Ma
certamente. Com'è? Com'è? È grasso? È magro? Ho la barba? Com'è? Com'è? Mi dica, com'è? Com'è? Oddio, che è successo? Cosa? Lei mi deve dire una cosa. Cosa? Lei lo conosce? Chi? Il tipaccio. Devo andare via, signora. No, Arrivederci. Savelli, lei sta qui. No, signora, devo andare via, la prego. Assolutamente no, Savelli. Non metta me stretto un pover'uomo. Io devo sapere, Savelli. No, signora, la prego. Ho fatto una promessa. A chi? A lui. E invece adesso, Savelli, lei mi deve dire. Ma signora, non mi dica che lei si è innamorata di un uomo che neanche conosce. Assolutamente sì, Savelli. No, signora. Vede, tutti i giorni mi arrivavano delle rose bellissime, 2 dozzine. E poi le lettere, i bigliettini e questo nome Mistero. E lei lo sa come siamo noi donne, Savelli, ci facciamo abbindolare da queste sciocchezze. Io me ne sono innamorata. Di chi? Ma di questo tizio, no? Mistero. Che neanche conosce. Ma lo sa che è davvero un gran fortunato? Chi? Ma questo Mistero se ne sta lì buono buono mentre noi stiamo qui a litigare. Ho ben altro da fare. Io, arrivederci. Lei sta qui, Savelli, mi deve dire chi è. No, signora, non posso. Lei mi deve dire chi è. Signora, non posso. E invece sì. Signora, lei lo vuole proprio sapere? Sì? Ci tiene tanto? Sì. Non ne può fare a meno? No. Ebbene, signora, Mistero è... Mistero è... Sì? Mistero è... Sì? Sono io! Lei? Sì, Mistero sono io. Ogni petalo di queste rose è una parola d'amore che penso, ma non vi dico. Mistero. Maledetto! No, cosa faccio? Porco! No. Lei è un mascalzone! No, soltanto... No, Ma come si permette? a me tanto mi fanno male, la prego, Ha signora. fatto un casino, Savelli! Ma era soltanto uno scherzo! Era Ma che scherzo, Savelli! Ma vedi quello che ha combinato! Non dico una cosa del genere ad Alberto! No, Ah, non dico male! Alberto, certo che No, non dico Alberto, Savelli! la prego, signora, la prego, non glielo dica! Lo vado a cercare. Vado. Vada. Ma dove vado? Non lo so, vada dove vuole! Ma non lo vado a cercare, però, la prego, signora, se mi Vada. Alberto non glielo dica, sarei solo un uomo morto! Lo vado a cercare. Vado! Oh, santo cielo. Savelli! Ma come ho fatto? Come ho fatto, Alberto? E ora dove vado? Dove ti cerco? Dove vado? Che faccio? Savelli. Cretino. Ah, salve, no, non dicevo a lei. Salve, sono la signora Verani. C'è mio marito? Per favore, se dovesse vederlo, gli dica di venire a casa. Grazie, grazie. Che chiamo? Dove vado? Alla stazione. La stazione. Pronto, alla stazione? Sono la signora Verani. C'è mio marito? Ma come no? Senta, se dovesse vederlo, gli dica di venire subito a casa. Grazie, grazie mille, grazie. Oh, santo cielo, Savelli. Alberto! Sono venuto a prendere le valigie. Parto. Ma no, Alberto, dove vai? Sì, vado a Torino una decina di giorni, ho degli affari di lavoro, te l'ho già detto. Ma no, Alberto, senti. Dai, se è successa solo una sciocchezza, avanti, non partire più. Come una sciocchezza? Hai detto che non mi vuoi più bene, che ami un altro. Alberto, dai, sono cose che si dicono, che altro? Non c'è nessuno. Vedi, caro, tutti i giorni mi arrivavano delle rose bellissime e poi dei fiori, delle lettere, dei bigliettini e io come una stupida mi sono fatta abbindolare, tutto qua. Poi questo nome, Mistero. E se sapessi, caro, chi era Mistero? Ah, perché? L'hai saputo? Ma certo che sì. E chi era? Dai, prova a indovinare. Non so chi era. Ma dai, prova a indovinare. Ti do un indizio. Era un cretino. Ce ne sono tanti cretini in giro. Ma non so, dimmelo, chi era? E Savelli. Ma no, ma che Savelli? Tommaso? Sì. Poveraccio quello. Ma no, non è possibile. Tommaso era qua. Me l'ha detto lui. Cioè, Tommaso ti ha detto lui che era Mistero? Eh già. Ma non è possibile. Eh sì, caro, se ti dico di sì.
Comunque guarda che non è successo niente. Io vado di là, vado a prendere la giacca e andiamo ad Ostia e non se ne parla più, ecco. Aspetta Marina, senti, vieni un po' qua. Mettiamo caso che questo mistero invece di Savelli fosse stato un altro. Guarda Alberto, fa lo stesso, non è successo niente. Però vedi, Savelli sarà anche un cretino, però in quelle lettere diceva delle parole che se tu ogni tanto dicessi a tua moglie, nessun mistero di questo mondo potrebbe allontanarmi da te. Vado, prendo la giacca e torno subito. Sì, ci penserò. Ma non è possibile. Tommaso ha detto a Marina che era lui il mistero. Ma scarzone, appena lo prendo lo strozzo. Lo faccio vedere io. Ciao Tommaso. Ciao. Vieni pure avanti. Mistero. Alberto, tu non crederai mica, era soltanto un modo per divertirsi e fare... Sei un mascalzone. Ecco è tutto. Hai ragione Alberto, sono un gran mascalzone. Però non ti servo rancore. Ah no? No, perché vedi, ci voleva qualcuno che mi tirasse fuori da questa situazione, qualcuno che si prestasse a far da delusione, e ti sei prestato tu. E quindi ti dico grazie, amico mio, grazie, e poi ti devo ringraziare anche per l'avvenire. Perché? Perché? Perché se un giorno a Marina, mia moglie, dovessero arrivare delle rose, sai Tommaso, una donna graziosa come lei può capitare, basterà anche per un solo istante pensare che gliele abbia mandate tu, affinché non ci sia proprio nessun pericolo. Grazie amico mio. Prego, grazie. amico mio, prego veramente. Grazie. Prego. Signor ingegnere, sono arrivati questi fiori per la signora. Tu? Hai un biscotto? Baciami con passione, fiorisce presto, presto là tra le rose in filo, l'idillio incominciò e furono baci, carezze audaci, e la sussurra, un bacio ardente, dal suo dolce amore, sussurrando così. Signore e signori, la piccola bottega dell'arte di Sant'Agata di Militello. Posso fare uguale, no? E allora, intanto vi volevamo ringraziare per essere stati in nostra compagnia questa sera. Come vi ha anticipato il dottore Di Salvo, a noi è arrivato questo invito graditissimo qualche giorno fa, quando ci hanno spiegato la circostanza che si trattava di uno splendido teatro gremito in ogni ordine di posto. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo pensato di portarvi 2 dozzine di rose scarlatte, perché credevamo fosse un testo che potesse essere apprezzato, e la vostra
I vostri applausi e le vostre risate ci hanno gratificato e non poco, quindi il grazie va da noi a voi. Noi stiamo girando in lungo e largo, anche con altri spettacoli. Stiamo portando in giro Portatevi Pigiama, che in realtà è Pigiama per 6 di Mark Camoletti, e anche Una vacanza memorabile, che è un testo di 2 autori inglesi che si chiamano Harold Brookman e Kay Bannerman. Concludiamo qui la nostra stagione invernale, che ci ha visti protagonisti in numerosi teatri siciliani, calabresi e non solo. Ci prepariamo per l'estate, porteremo in giro anche un piccolo lavoro nuovo che stiamo preparando, ma almeno per il momento non vi sveliamo nulla. Quindi intanto invito il dottore Di Salvo a raggiungerci sul palco per i saluti finali. No? Ne approfitto allora per ringraziare anche Stefania, Alessandra, Antonino, Francesco e Saro, che sono gli altri componenti, gli amici del service, e un abbraccio a Roberta, che sappiamo essere qui. Grazie grande a te. Noi abbiamo una nostra pagina Facebook che porta il nostro nome, si chiama Piccola Bottega dell'Arte, quindi un mi piace è sempre gradito, e così come la pagina Facebook anche il nostro canale YouTube si chiama come noi Piccola Bottega dell'Arte. Grazie. Nel ringraziarvi a nome del pubblico e dei nostri mi permetto di anticiparvi che vi riporteremo a Bagheria. Grazie. Anche perché chi sta qua un po' a morto su Betania, quindi la prossima la organizziamo per tempo. Lo sa perché glielo dico? Perché poco fa nella legge della prefazione dice il personaggio di Silvano Luca è un imbranato, è un cretino. La prossima volta faceva una cosa un po' più seria e reale. E vi racconto soltanto una cosa di un istante. Una volta abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, non mi ricordo nemmeno dove, i miei amici ve lo possono garantire. A fine serata è venuta una signora da me salutandomi, mi ha detto complimenti, bravi, poi tu semplicemente ridicolo. Grazie. Grazie. Quando le cose sono dette col cuore arrivano di più. E allora salutiamo il nostro pubblico. La prossima settimana la rassegna riprende, ci sarà Filumena Marturano fatta dagli amici dell'arte di Villa Abate. Una buonanotte a tutti. Grazie dottore.